E niente, allora, come vi dicevo prima, noi oggi abbiamo l'ospite più importante che sia mai passato in questi studi. E quest'ospite si fa portavoce di questa battaglia. Come vi dicevo la settimana scorsa, noi dobbiamo sempre essere la voce di chi non ne ha. E purtroppo Rosanna ad oggi voce non ne ha. Però chi parla per lei penso è la persona che più la ama in assoluto nel mondo. E voi mamme, voi papà, voi innamorati che siete fatti di questa pasta qua, potete capirla. Io adesso voglio fare entrare Tina. Vieni Tina, che Prego, è la Tina. mamma di Rosanna. Vieni. Vieni Tina. Metti le cuffiette, da qua ci senti, dovresti sentirci. Ok, Sali. salve a tutti. Eccoci qua. Salve. Allora, amici di RTC, Tina è la mamma, come vi dicevo, di Rosanna. Rosanna è una bambina di 16 mesi affetta da SMA. Tina, cosa comporta questa SMA? Parlaci un po', innanzitutto parlaci di come stai. Allora, come ho già detto, prima di tutto voglio salutare tutti coloro che vi stanno ascoltando e adesso ascolteranno anche me. Come ho già detto, in pratica è come rivivere una seconda volta quel bruttissimo foglio di mappatura genetica che ricevemmo un anno e mezzo fa al Santo Bono di Napoli. Ricordo ancora i giorni dell'attesa in ospedale. Io guardavo il dottor Varone, bravissimo dottore, che ha diagnosticato la malattia di mia figlia guardandola in 5 minuti praticamente. E lui mi guardava e diceva: signora, speriamo che non sia quella. Signora, speriamo che non sia quella. Quindi tutti questi 10 giorni di attesa lì abbiamo passato così, pregando fino all'infinito affinché la risposta fosse stata un'altra. Ahimè, la risposta è stata proprio quella e il destino ha voluto che fosse anche nella forma più grave. Quindi da subito ci siamo dovuti armare, abbiamo dovuto crearci un'armatura per andare avanti. Questa malattia che cosa comporta? È una malattia neuromuscolare denominata appunto SMA, atrofia muscolare spinale di tipo A1, cioè 1 tipo A, che è appunto quella più aggressiva. Aggressiva in che senso? Che va a paralizzare completamente gli arti. Infatti mia figlia dopo i primi giorni di vita non si muoveva proprio più. Cioè, È stato questo il primo campanello d'allarme che vi ha certo, fatto certo. cercare Non una si ha risposta. avuto proprio un calo repentino di tutti i suoi movimenti. Gambe, piedi, braccia, mani, la testa era cadente, quindi è stato proprio un vederla così, cioè è stato proprio bruttissimo. Io non sapevo che cos'era, quindi che cosa fosse stata la causa magari di quella, di quel momento di come era mia figlia, di come stava. E poi la cosa comunque più brutta che questa malattia prende e colpisce anche i muscoli interni, quindi dall'apparato respiratorio a quello di deglutizione. Fortunatamente la mia bimba è una bimba molto molto forte, io lo dico sempre, è lei che dà forza a me, perché io prendo la forza dai suoi occhi e dal suo sorriso. Quindi ha affrontato quest'anno facendo fisioterapie la mattina, il pomeriggio, quindi tenendola allenata, no? Tutto questo tempo, e fortunatamente questi allenamenti che lei fa l'hanno portata ad essere la bambina che è oggi. Quindi non vedete cioè non vedete un buco alla gola a mia figlia oppure nello stomaco, però ciò che comunque a me fa stare male e mi fa quasi non dormire la notte, perché poi la notte è il momento in cui ti raccogli in te stessa e vedi e speri, preghi, ti informi, vai su internet, lì proprio cominci a lavorare, no? La Se notte è il tuo vogliamo. momento, La ti notte è il fermi un mio momento. attimino e ancora ritrovi le forze per vedere come cosa puoi fare per tua figlia. Sì,
La cosa appunto che mi spaventa è che questo brutto male potrebbe poi agire aggressivamente nella mia piccolina e quindi farle perdere tutto ciò che ha conquistato oggi, perché è proprio il progredire della sua malattia. Innamorati, ma io che vi devo dire? Prima stavo parlando con Tina, prima quando è arrivata qua, e ci siamo detti, quando tu vedi Rosanna, Rosanna è una bambina normale. Credo che questa sia stata la sua più grande fortuna, tra virgolette, avere una mamma e un papà e comunque una famiglia, un nucleo familiare, una rete anche di conoscenze che non la trattassero come una bambina malata, ma che comunque in questi 16 mesi le hanno permesso di vivere quelle che sono tutte le Le emozioni. emozioni che è giusto che i bambini debbano vivere. Io quando abbiamo cominciato questa battaglia, che poi cioè, l'ha iniziata mio marito una notte, cioè di una settimana fa, e io ho acceso internet il giorno dopo E ti e sei mi sono trovata? ritrovata, oddio, facevo, ma quella è mia figlia, stanno parlando di mia figlia. E quindi quello che vogliamo, quello a cui teniamo di più è che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare, a chi può realmente fare qualcosa, a chi ha istituito queste normative, cioè questa legge ingiusta in Italia, perché stiamo parlando dell'Italia, perché fuori dall'Italia le cose non vanno proprio così. Quindi fuori dall'Italia è Fuori possibile dall'Italia i anche dopo. bambini malati di SMA 1, soprattutto perché appunto come ti dicevo è la forma più grave e parliamo di una malattia che fino a qualche anno fa i bimbi non riuscivano a distruggere, non arrivavano neanche ad un anno di vita, cioè questa malattia portava alla morte. Fuori Italia parliamo dell'America, diciamo il nucleo principale, ma anche della Germania, dell'Ungheria, della Francia, non so, ora non è che mi vengono in mente tutti i Esistono delle paesi. realtà dove non c'è il Esistono limite delle di età. realtà dove non c'è il limite di età e dove la vita è concessa a tutti in pratica. Non fanno distinzioni di mesi da 0 a 6 mesi, oppure soprattutto non hanno messo un prezzo alla vita dei bambini, perché ad oggi mi richiedono 2 milioni di euro per far sì che mia figlia abbia una vita quantomeno normale, dignitosa, una vita che tutti i bambini soprattutto debbono avere. Io ne approfitto per spiegare velocemente quali sono questi limiti. La SMA viene curata con questa terapia genica in Italia gratuitamente fino ai 6 mesi di vita. Purtroppo è arrivato il farmaco, la cura è arrivata a novembre. A novembre Rosanna aveva già 14 mesi più o meno, quindi era fuori tempo massimo. Un tempo che secondo me sulla vita dei bambini non dovrebbe mai essere Da premettere che messo. che ovviamente anche mia figlia ha avuto 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, 3 mesi, età in cui noi abbiamo fatto la prima richiesta all'AIFA per ricevere tale cura e ce l'hanno rifiutata. Ed è stata negata. È stata negata per ben 2 volte. Quindi quella che è la lotta di Tina, secondo me, oggi è quella il diritto alla vita, il diritto alla vita che non dovrebbe essere negato e non dovrebbe esserci un prezzo. Purtroppo il prezzo di questo farmaco, di questa cura è molto molto alto e noi abbiamo bisogno, cioè noi, io mi parlo al plurale, permettimi, perché comunque dal momento in cui ho Prego e ti saputo, ringrazio. credo che tutti abbiano sentito un po' Rosanna anche come loro. Mi sono attivata a condividere, ho detto dai, glielo traduco in inglese, come lo vuole. Lei è un'esplosione di vita. Io l'ho sempre definita così. È una gioia continua, è un ridere continuo. Non so, lei piange solo quando fa le fisioterapie in pratica. Si scoccia. Si scoccia, vorrebbe fare altro e Vorrebbe giocare quindi perché vedi anche i bambini così giocano, tutti i bambini giocano e devono avere il diritto a giocare quando vogliono, le fisioterapie non l'hanno a fare i bambini. Però purtroppo ecco, quando c'è il problema una mamma o un papà si svegliano di notte, trovano il modo migliore per andare avanti e il modo che hanno trovato Tina ed Andrea, che sono i genitori di Rosanna, è quello di fare questa raccolta fondi. Voi potete donare al numero, all'IBAN che vedete in sovraimpressione qua, vorrei tanto leggervelo ma lo sapete
io non riesco a leggere anche il numero di telefono, però lo vedete. Potete donare sulla piattaforma GoFundMe, metteremo il link per raggiungere la piattaforma, potete donare con PayPal, sempre cliccando sul link. E io credo che la cosa più importante ad oggi, visto che il traguardo è un po' alto, non sia tanto condividere, non sia tanto donare, ma quanto condividere, perché Affinché questo messaggio arrivi quanto più lontano è possibile. arrivi ovunque, perché una sola goccia non fa niente, ma se siamo tanti possiamo riempire un oceano, quindi Infatti. mi raccomando, io voglio chiederlo a voi, condividete oggi, condividete una volta al giorno, una volta a settimana, perché magari una persona non vede, ma domani lo vedranno due, e magari di quelle due persone una può donare e l'altra no, e quindi riusciamo a raggiungere, ecco, una persona, e poi condividi ancora e condividi ancora. Il traguardo è lontano, Molto lontano, però sì, io credo perché si che tratta veramente di una cifra esorbitante, però forse con l'aiuto di tutti, è un piccolo gesto, un piccolo contributo, veramente possiamo arrivare a grandi cose. E soprattutto magari, non so, smuovere le coscienze di chi, come dicevo prima, può fare qualcosa. Mi riferisco comunque all'AIFA, non so, a chiunque si trovi in una posizione comunque importante di rilievo che possa sbloccare qualche importante di nuovo arrivare canale. fino a loro, perché come Rosanna ce ne sono anche altri bambini, e poi non parliamo di un numero grandissimo di bambini, magari, quindi se vogliono fare soprattutto una questione economica, facciamone una questione economica, diamo un prezzo a questi bambini, ok, diamolo. Quindi non sono tantissimi casi in Italia, perché questa è veramente una malattia rara. Parliamo di casi veramente pochi. È un numero Quindi limite. è un numero limite, potrebbero veramente aiutarli. Che dirti, Tina? Io, uno dei miei film preferiti crescendo è L'olio di Lorenzo, non so se l'hai mai visto, No, non te ne consiglio la visione in questo va momento, però bene. parla di una coppia di genitori come te e Andrea che scoprono una malattia nel figlio, è una storia vera tra l'altro, e non si fermano davanti alla diagnosi. Loro danno un nome alla malattia di loro figlio, creano la cura per il figlio, quindi una coppia di genitori che fa un qualcosa di incredibile, senza conoscenze mediche, senza niente, sono spinti soltanto dall'amore, dalla forza perché inevitabilmente ti esce a forza in questi casi. Certo, la devi avere per forza, anche perché ehm, poi ci pensi, no? E dici, mia figlia ha il diritto di avere una mamma che le sorride, che gioca con lei, che la porti a fare la spesa nel supermercato, che la metta in un carrello, che la porti a fare, non so, a lei piacciono tanto le giostre, quindi che vada su un'altalena, che faccia tutto quello che i bambini devono Debbano fare. fare. E sorridere, proprio vivere di queste cose. Io non ho mai incontrato, penso, nella mia vita una persona così forte, perché per fare questo ci vuole una forza. E prima mi dicevi, io e mio marito discutiamo Sì. chi è il più forte, chi raccoglieranno prima col cucchiaino. Sì. E io ti ho Ci è detto, capitato spesso di parlare perché io lo guardo e dico, magari un giorno dovrei raccogliermi col cucchiaino, in pratica, no? E lui mi guarda e fa, forse poi raccoglierai tu me, quindi è proprio, non so, ci passiamo la palla, io ti ho detto che vi raccoglieremo entrambi il giorno dopo che Rosanna riceverà la cura, magari. perché sarà l'unico giorno della vostra vita in cui potrete rilassarvi un attimino, per poi affrontare quella che è un'altra battaglia ancora, perché non finisce lì. Certo, Quindi perché comunque dopo questa cura mia figlia dovrà continuare il suo percorso, perché ovviamente parliamo sempre di una malattia abbastanza grave e aggressiva soprattutto, però con la cura genica si andrebbe a eliminarla e quindi ripartire da zero. Dobbiamo fare le fisioterapie, facciamole. già le stiamo facendo. Cioè, nel senso, Già sappiamo come va, quindi sei già forgiata da questa cosa, già certo. sei formata sull'argomento, quindi secondo me poi una volta che raggiungiamo Io l'obiettivo, a casa praticamente abbiamo una sorta di terapia intensiva.
macchina della tosse, respiratore, la ventilazione, l'aspiratore dei muchi, il saturimetro, l'ambu, tutte cose che comunque lei quotidianamente fa come una sorta appunto di terapia, perché esiste anche la terapia respiratoria. Allora, il mio più grande sogno è prendere tutte queste belle macchine, farci un falò. Noi ti veniamo ad aiutare quel giorno, facciamo tutti quelli che hanno condiviso, tutti quelli che hanno donato quel giorno, andiamo a casa di Rosanna, Andrea e Tina, ognuno di noi con poche benzine, non lo so se ci vogliamo organizzare, il sogno più grande, Questo è vedere tutta una veramente pila di perché cose. vorrebbe dire che mia figlia non ne avrebbe più bisogno. E quindi noi questo te lo auguriamo. Paghi, vuoi dire qualcosa? Io l'ho completamente estromesso dalla cosa perché ci tenevo a questa chiacchierata continua, ci tenevo tanto perché vi ripeto, io mi sentivo emozionata a conoscere una persona che la vede, sta qua, sta sorridendo, molte altre persone magari non riescono, piangiamo per niente, ci pigliamo collera per niente. E poi vedi la mamma di Rosanna che sta qua, ci abbiamo fatto la chiacchierata. Abbiamo sorriso perché non Aspetto il smette crollo, di io aspetto il mio crollo. Tu non ti preoccupare quando crollerai, perché crollerai, sarà dopo la cura e noi, hai capito quanta gente stai coinvolgendo? Tu hai capito quanti di noi riusciremo ad acchiapparti da dietro? Che diciamo, vai, mo vada a buttare. Organizzatevi allora. Io sono genitore, un bambino di 3 anni e una di 12 anni, quindi però la forza tua è allucinante. Andrea, io voglio dedicare una canzone, non lo so, mettimi un po' La forza delle donne di Gigi D'Alessio anche in sottofondo, perché Grazie. la voce tua è anche la voce di tante mamme che magari non Sì. sanno esprimere come te. Sì, come diamo come voce veramente, io con la mia battaglia voglio veramente dar voce a tutti quei genitori che stanno vivendo la nostra stessa situazione e che non riescono, cioè che veramente non riescono a venire fuori, e questa battaglia la dobbiamo vincere per tutti. Che bello, non ci sta più parola, alza un po' la voce, questo è per te. Fa sempre come voi, quindi succede sempre quello che noi ci auguriamo da succedere così, perché la tua forza veramente è da succedere, quindi la cura la troviamo, riusciamo a questi 2 milioni di euro e troviamo tutto quanto e ridiamo tutti insieme. Tu te lo ricordi il film con Sofia Loren che fanno quella raccolta e poi c'è alla fine il popolo di Forcella è grande, dice Mastroianni. Tu pensa che hai un popolo alle spalle così grande che riusciremo anche in questo, perché non sei sola e come te non sono sole tutte le mamme che hanno bisogno del supporto degli altri, e veramente ragazzi si può partire da un minimo di donazione che non vi cambia la vita, che non ha mai cambiato la vita a nessuno, anzi il minimo è 5 euro, che è il costo di un pacchetto di sigarette, che la vita chi le compra l'accorcia pure, quindi noi doniamola, una speranza di vita per Rosanna e per tutti gli altri bambini. Il fumo fa male, dicevo, il fumo fa male. Da- Smettiamo di Sta fumare. pigliando con prende, è scesa con fusca, bello. Da oggi siamo tutti quanti i papà, i fratelli della piccola, siamo tutti quanti fratelli a te, e quindi siamo tutti quanti una famiglia. Grazie anche a tuo marito che quella notte aveva tenuto chillo, quindi gli uomini. Beh, lui è pazzo. Lui è pazzo, sì. Andrea, sei un pazzo, però è un pazzo un bello pazzo, però tu sei ancora più folle, da dire la verità, perché guarda, quanti anni hai? Scusami. 32. 32, siamo alla stessa età, uguale. La prima figlia, sai, Sì. è la prima figlia, cioè non ci sta a rapire tutta sta forza che tu volessi dicere. Non lo so. Da Ci lei. è mai riuscito, è lei. Rosanna è con lei. i riccioloni di Maradona. Sì, infatti. Che le dà la Tu forza. dici mamma Shin, vai dappertutto, io sto un po' aspetto, non ti preoccupare. Che bello. Che sta facendo Rosanna in questo momento? facendo- Facciamoci un volete po' saperlo? i fatti vostri. Rosanna fa fisioterapia in questo momento, sta a casa con mamma e ne fa una adesso e l'altra alle 4. Un'ora, quando dura la terapia? Più o È meno? dai 40 ai 50 minuti. La musica gli piace? Lei, allora, mia figlia impazzisce per le canzoncine. Ah, le canzoncine. Lei infatti attraverso l'ascolto di queste canzoncine all'inizio cominciava a ballare muovendo un po' la testa.
Poi man mano abbiamo cominciato, sai, col tronco, quindi e si riesce praticamente a fare una sorta di balletto. E quindi lei quando ascolta queste canzoncine riesce anche a ballare. La forza della musica. Sì, sì, è quasi una musicoterapia, cioè quando ascolta queste canzoncine. Poi le piacciono, vabbè, tanto i giochi, come tutti i bambini della sua età, e nello stesso momento però è anche impaurita, perché ovviamente lei, non potendo camminare, non potendo stare all'impiedi, fa i giochini seduta in pratica. Quando poi magari vede che può andare incontro a certi movimenti che possono magari farla cadere, vuole venire in braccio. E questo capita soprattutto quando sta insieme ad altri bambini, no? Sì, ha una sorta di timore che magari possano, però le piacciono, cioè, stare insieme agli altri le piace, quindi è un po' pazza anche lei. Allora è una famiglia, quindi Rosanna stiamo proprio tranquilli, non ti preoccupare perché pazzo papà che di notte organizza all'improvviso senza avvertire nessuno, pazza mamma che No, raccoglie ma tutte le sono sue pazzi forze tutti, gli zii, e no? viene qua e Tutti. va ovunque, e sei pazza pure Una tu. famiglia di pazzi, Quindi sì. c'è anche la zia è pazza? Sì, anche lei. No, allora zia è devi pazza. sapere che mia figlia È una pazza sintomatica, zi. Sì, Che la vedo cammina. le ha insegnato ad urlare e poi le ha insegnato alcune cose che è meglio non dire qua. Le parolacce? Meglio non Qualcuna? è meglio che non diciamo, soprattutto nei confronti dei dottori. Sì. Quelli Le dottoresse cattivi, pure. quelli cattivi. Quindi casomai qualche parolaccia se vede in qualche video di Rosanna Qualche è colpa gesto un po' della zia. particolare. Sappiamo verso chi puntare il dito. Qualche gesto un po' Tu vuoi particolare. venire, te la senti di venire qua? No, ok. Quindi è pazza ma non così tanto. Che bella la puntata, sono le 12:45, noi fra 5 minuti ce n'ho mai. Andrea, tu se Però puoi di nuovo prima mettere aspetta un attimino. Io volevo velocemente ricordare che potete seguire la battaglia di Rosanna sia su Instagram che su Facebook, Sì, alle attraverso una pagine pagina Batti il 5 Rosi. Batti il 5 Rosi, che come vedete sta anche commentando sotto la nostra diretta, su Sì, sia Instagram Instagram e che Facebook. Facebook, sta anche commentando sotto la nostra diretta, quindi facilmente potete cliccare e seguire sia qui che su Instagram. Sì. Oltre questo io, il Pachico, Andrea condivideremo tutti i giorni, aspetta però che non c'è eccola qua, Batti il 5 Rosi. È ancora un po' Condivideremo. piccolina, contiamo di crescere. Ce la facciamo, tu non ti preoccupare, ti sei affidata. Tu stai combattendo, noi combattiamo appresso a te, tu devi stare soltanto tranquilla perché in questi momenti si mettono da parte tutte le altre cose. Sì, sì, sì. Perché io non sono mamma, però ho un forte istinto materno, però sono zia. Come è zia quella pazza di là, come Ma dicevamo infatti a lei prima. dico sempre, mi ricordi un po' quando nacque il mio primo nipotino? Pachi, non si vede Tina. La mettiamo dopo, lo lo so. Quando nacque il mio primo nipotino, io impazzii di gioia, cioè veramente il mio cuore fu rapito da un qualcosa di molto 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 grande, quindi capisco lei come capisco magari altri, cioè, in famiglia, come possono, diciamo, voler bene a Rosanna, perché anche un nipote si tiene nel cuore, veramente lo si coccola anche da lontano. Io lo so perché i miei stanno a Firenze, quindi non ce li ho vicino a me, però comunque li coccoli da lontano, no? Li tieni chiusi nel tuo cuore. E quindi posso capire tutto l'amore concentrato adesso su di lei, Ma perché io ci sono passata prima io, poi quando hai un figlio ovviamente è tutto, cioè prendi l'amore di un nipote e lo amplifichi. È tutto amplificato. Tu zia, non ne vuoi venire, la zia non ci vuole fare questo regalo. Però io da zia devo dire che ho adottato Rosanna come nipotina mia, quindi adesso sarà la cuginetta di altri 6 mostri che ho a casa, quindi aggiungiamo una piccola nipotina. E io spero che abbiamo aggiunto una piccola nipotina, una piccola figlia, Sì, il una motto aggiungi cuginetta. un posto al tavola, Esatto. è il nostro motto praticamente, se Esatto. vieni a casa aggiungi un po', ci vengono tutti, insomma. A casa del buon Gesù, Sì. chi entra
non esce Sì, più. sì. Tu devi sapere, Tina, che noi parliamo così. RTC è la radio che parla tale e quale a te, quindi io spero che oggi siamo riusciti ad arrivare nelle case dei nostri innamorati parlando nella maniera più semplice possibile, perché come mi dicevi io non ho preparato un copione, non preparo quello che devo proprio a dire. quello che magari non so usare la forma più corretta, fare un discorso in senso compiuto. No, io mentre sto parlando quello che mi viene in mente, Ma io credo che quello non dico. serva, perché parlano innanzitutto i tuoi occhi in questo momento, ti sto fissando, di solito sono molto schiva perché sono un po' timida, non si direbbe, però ti sto fissando perché vorrei Io ricordo fare ancora, di più. ricordo ancora quando dopo diciamo, questa situazione, dopo quasi un anno, mi vide una mia amica che non mi vedeva appunto da allora e mi disse: Tina, i tuoi occhi sono cambiati, non hai più gli occhi che avevi prima. Quindi è d'accordo con me la tua amica, e solo solo se qualcuno ti guarda negli occhi riesce ad entrare un pochino nel tuo mondo, che è un mondo oggi fatto di preoccupazione, Sì. anche se le preoccupazioni ce l'hanno tutti i genitori, no? Una volta che nasce un figlio sei preoccupata Sì, sì. sempre, però nel tuo caso è stata un po' una preoccupazione più amplificata. E la cosa più difficile adesso è proprio questo periodo, non mollare, non lasciarti andare adesso, perché No, non Rosanna lo ha farò. bisogno di te. Prenditi magari un giorno a settimana per staccarti dai social, anche perché lo so che è difficile, tu vorresti seguire questa cosa quanto è più No, in realtà possibile. io non riesco Però a la zia, seguirlo. vedi, Non riesco facciamo fare proprio la a social seguirlo. media manager, tu un giorno a settimana spegni il telefono senza parlare con nessuno, stai tu, Rosanna e tuo marito, No, ma in perché realtà ne hai io, bisogno come ho detto di... pure diciamo alle persone, come dico pure agli altri, non lo faccio con... proprio mi dimentico, cioè nel senso un messaggio magari di 2 settimane fa io non l'ho letto. Diciamo che hai altre cose per la testa, è comprensibile. Quindi non me ne vogliano, ma non riesco proprio a stare 24, anche perché poi mia figlia mi richiama all'ordine, quindi devo andare da lei. Il sergente ha parlato e se il sergente parla... E poi è molto monella, è diventata una monella, proprio una di quelle, è oppositiva, si Ti oppone a auguro tutto. che per tutta la vita tu diventa sempre più monella. arreda sta monella e Ecco, pure ci io avere me lo sciampacci. e questo è il mio più grande desiderio, correre dietro a mia auguro figlia, questo. che mia figlia corre davanti e io vado dietro. Fa niente, auguro. E pure che con tanta una fa mazza, passare, che pure tanta con fa una passare. mazza, Ti basta che zoccala pure. Non fa niente, però si deve esaudire. Noi ce ne mai. Noi ce ne andiamo. Io ti dico una canzone, poi vediamo se magari questa canzone chiudiamo in musica. Penso che tu tranquillamente riusciresti a dedicarla a tua figlia e a tuo mia marito. figlia. A tuo marito. Tu sei una cosa grande. più di lei, Innanzitutto nessun altro al mondo. tu sei una cosa grande perché ti stai facendo portavoce di questa battaglia. Tuo marito l'ha iniziata, ma tu la stai portando avanti con grande dignità e grande forza. E io voglio che il tuo volto diventi il volto non soltanto della mamma di Rosanna, ma il volto di tutte le mamme Sì. che soffrono in questo momento storico, perché è un momento storico. Spero che questa pagina bruttissima di storia passi e che la cura ci sia per tutti e sia soprattutto gratuita, perché Sì. dare un limite di tempo e poi dover pagare 2 milioni di euro per vedere perché se non c'è la cura tu non lo sai e allora ti appasci, mentalmente ti appasci, ma se la cura c'è e tu non ci puoi arrivare è ancora più deleterio. Quindi io mi auguro che questa pagina di vita venga cancellata, Sì, soprattutto per magari. tutti i bambini. È brutto Magari. sapere che il prezzo Della propria figlia, della vita della propria figlia, abbia un prezzo, abbia una scadenza. Cioè, che cos'è? Una bottiglia di latte? No. Quindi tu sei una cosa grande, tuo marito è una cosa grande, glielo dedichi tu perché di notte mentre tu dormi che dici oh ma pace un attimo, invece no, lui ti combina queste cose e poi io penso che più di Rosanna non ci sia nessuno Al nella mondo, tua in deve casa. andare grande. Deve diventare grande, la mamma la deve correre appresso, deve farti Tanti guai, E cada mi deve combinare. fare tanti guai, Tutti tanti i mobili ti deve tutti i rovinare. cassetti, tutte le cose a terra. E voi mamme lo sapete perché questi mostri piccolini Questo sono fa. per tutta parte. E noi auguriamo a Rosanna questo. Rosanna,
tu la casa di mamma la devi distruggere, ti diamo un altro paio di mesi di tempo, noi sistemiamo questa cosa, che noi grandi ci occupiamo di sistemare questa cosa, però poi tu ci devi promettere che distruggi la casa di mamma e papà. Come la vedi? Benissimo, guarda. No, Andrea, io li voglio salutare con tu, sì, una cosa grande me la metti di Sal Da Vinci, che a me piace Sal Da Vinci, ti piace di Sal Da Vinci? Ti piace? Chi ti piace come cantante? In questo momento non so darti. A questo momento non ci piace proprio, però io voglio salutarvi così. Non è vero, non vi salutiamo ancora, che Andrea da dietro al vetro, come vi dicevo, si è messo vicino alla zia No, pazza. quando mi hai parlato di questi marmocchietti che si infilano dappertutto, mi hai fatto ricordare, perché poi io ho delle amiche che per me sono sorelle praticamente. Mi hai fatto ricordare, vabbè, l'ultima è la figlia di una mia amica che si chiama Gioia, questa bimba, poi c'è Giuseppe, Marzia, bambini piccoli, no? E mi hai fatto ricordare che anche loro, quando io vado a casa loro, si infilano dappertutto, cominciano a fare un sacco di guai, e quindi le vedi, le mamme, che cominciano a strapparsi i capelli per andare appresso a questi mostri che fanno tutte queste cose. E quindi mi ha fatto sorridere che ho pensato a questa cosa praticamente. Quindi presto arriverà anche il tuo momento. Ma Ti magari. dobbiamo far strappare i capelli. Ma magari, ma Guarda, magari. ma metti personalmente, Rosanna, ti faccio ascire un mostro. Ma Io, magari. prima di mandare la canzone, vi voglio ripetere un attimino l'IBAN, perché è importante anche l'IBAN. IT 83 Y010 3039 901 0000 1509 1918. Vi ricordo ancora una volta GoFundMe e PayPal, ci saranno i link in tutti i post, e oltre questo, se oggi non potete donare e domani non potete donare, non vi dimenticate che potete condividere. Il potere della condivisione è importantissimo, arriviamo quanto più lontano è possibile. Noi abbiamo innamorati dall'Argentina, ne abbiamo innamorati dalla Svizzera, un po' ovunque, dalla Bolivia, quindi io sulla mia pagina proverò a fare anche un messaggio in spagnolo, come vuoi tu, divento il tuo strumento. Fai di me quello che vuoi, e mi raccomando, condividete, aiutiamo Rosanna, perché oggi è Rosanna, domani sarà un altro bambino, e prima o poi nessuno avrà bisogno del nostro aiuto, perché bimbi. saremo liberi, e il prezzo della vita sulla vita non si può mettere un prezzo. No. E questa è la battaglia più grande che portano avanti questi grandi genitori. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Io ringrazio voi per avermi Quando dato vuoi, questa è questa casa tua. possibilità. Grazie. Quando vuoi, questa è casa tua. Questa è per te. Grazie. Innamorati, grazie per averci seguito. Mi raccomando, batti il 5 Rosi, i dati li avete lì in sovraimpressione. L'amore Ci non è mai vediamo abbastanza. presto con Rosanna, speriamo. Va Anche se bene. l'incostanza dei gesti ha preferite inaspettare.